il 47enne patanese. Vediamo cosa ci propongono questa seconda discesa. Vediamo che sale Alessio Barranoi con una verticale anche per la formazione di Edo Maggiore. Il giovane del gruppo Alessio Barranca. Addominali per questo esercizio. Possono un costume tutto nero, in genere hanno il corpetto rosso, vediamo anche per loro qualche figura di partenza. Ecco, sono partiti, ancora c'è un po' che fa le pizze, vediamo se riescono a rivolgingersi. Ma c'è qualche problema con il cavallo, vediamo, li rivedremo alla prossima tornata. E adesso attendiamo invece sulle spalle degli altri due, anche loro vedremo se ritenteranno questo numero della prestazione. Marino Muscas, Pierpaolo Muscas e Luciano Piercarlo, e anche loro il numero della fune, ormai è diventato un classico anche questo. A fianco di Dualchi adesso ancora San Vito con un'altra figura particolare, dovrebbero avere le Launetas, ecco, celebrano lo strumento che ha reso famoso San Vito in tutto il mondo, terra di suonatori, Sarrabus. Sono partiti anche un numero che rientra al loro repertorio su fuste con ausilio di un bastone, si issa il cavaliere centrale e improvvisa un mini spogliarello, ma per i profani esiste anche qualche numero in cui il cavaliere si spoglia quasi del tutto, sottolineo il quasi. Femminile che risalta sui tre cavalieri, Claudia e Elisa, esultano sul
a fianco di Dualchi adesso ancora San Vito con un'altra figura particolare, dovrebbero avere le launetas, ecco, celebrano lo strumento che ha reso famoso San Vito in tutto il mondo, terra di suonatori, Sarrafus. Sono partiti anche un numero che rientra al loro repertorio su fuste con ausilio di un bastone, si issa il cavaliere centrale e improvvisa un mini spogliarello, ma per i profani esiste anche qualche numero in cui il cavaliere si spoglia quasi del tutto, sottolineo il quasi. Femminile che risalta sui tre cavalieri, Claudia e Elisa, esultano sul
anche per loro, quando di partenza. Ecco, sono partiti, ancora cercano di fare le pizze, vediamo se riescono a rivolgingersi. Ma c'è qualche anche per un po' non è un problema. il cavallo, vediamo, li rivedremo alla prossima giornata e adesso attendiamo invece. Non ce l'ha più. Vediamo questo ponte, dovrebbe essere Elisa in genere. Ecco un ponte, Elisa, Bruno, l'Amazzone che abbiamo visto sfilare in abiti mulibri, adesso la vediamo invece con questo piglio. I cavalieri torganesi, un 3 su 3, ma vediamo se ha qualche sviluppo ulteriore. Vediamo che tenta di Sassi, qualche difficoltà, ma intendeva isarsi sulle spalle degli altri due, anche loro. Vedremo se ritenteranno questo numero della prestazione. Marino Muscas, Pierpaolo Muscas e Luciano Piercarlo, e anche loro il numero della Fune, ormai è diventato un classico anche questo. Tenta di tirarsi poi, invece preferisco e saluta di nuovo Elisa. 3 su 3. Sono partiti in questo momento, si affiancano. Subito tentano di andare su Paolo Mazzini, così con la Fune, centrale in piedi, numero in questo momento, Pantana, abbiamo difficoltà in fondo, eccoli, iniziamo a dare un 3 su 3 classico per Pantana, Salvatore Regaglia, Pier Giuseppe Regaglia e Francesco Falchi, il veterano del gruppo, il 47enne patanese. Vediamo cosa ci propongono questa seconda discesa, vediamo che sale Alessio Barranco, ecco una verticale anche per la formazione Diego Maggiore, il giovane del gruppo Alessio Barranca, addominali per questo esercizio. Possono un costume tutto nero in genere.